Che tu marron, che tu marron. Pronto? Ah, buongiorno signor Capicchioni. Sì, Valerio, volevo dirti, ho provato a chiamare Michele, non sta rispondendo al telefono. Che cosa fa? Non lavora? Non è in sede? No, signor Capicchioni, credo che sia arrivata la sua ragazza, quindi stamattina non è in sede. Come? La sua ragazza. Che cazzo fa la sua ragazza qui? Lui deve lavorare, lavora per me, lo pago io, come fa? Comunque diglielo tu Valerio, c'è quello sponsor lì che sta vicino al canestro di Braschi che ha dato solo 2.000 euro, il mio sponsor ha dato 50.000 euro, quindi Valerio non voglio incazzarmi perché sennò dicono che incazzo col tessuto riminese, quindi diglielo tu, perché quel Braschi lì sta sempre a giocare a carte con Carasso, quindi Valerio diglielo tu che quello sponsor lì non può stare lì, deve starci il mio, se no dillo a Michele, dai chiama, dai cosa aspetti, dai, perché adesso chiamo subito, aspetta, un secondo solo, chiudo da lei, no, fallo subito, dai, c'hai il telefono lì, fallo, voglio sentire che lo fai, dai, lo faccio, saluto. Sì dai fallo, dai, ciao.